Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Questo progetto è sbagliato per 1000 motivi che abbiamo già sollevato, in primis il tema di utilizzare tutte risorse pubbliche, 300 milioni di euro di risorse pubbliche da varie fonti, compreso il PNR, per un progetto che non porterà sviluppo a questo Paese. Sbagliare è umano, perseverare sarebbe diabolico, afferma il capogruppo del Partito Democratico veneziano Giuseppe Sacà, davanti all'idea di continuare a portare avanti il progetto di costruzione del Bosco dello Sport unicamente con soldi pubblici, anche se dovesse arrivare la bocciatura dei finanziamenti europei. Il Comune di Venezia ha scelto di puntare la sua quota di soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il recupero delle periferie urbane nel progetto di costruzione di un palazzetto per il basket e di uno stadio a Tessera, una richiesta che ha sollevato dubbi a Bruxelles. Se l'Unione Europea decidesse di non finanziarlo, deve essere ben chiaro che il progetto deve fermarsi, perché le alternative non ci sono se non l'utilizzo continuo di altri fondi pubblici. Come si fa in tutti i paesi del mondo, o perlomeno europei, queste strutture devono essere finanziate anche con fondi privati, quindi non è essere contrari ai palazzetti dello sport o appunto al miglioramento di infrastrutture sportive. Il problema è come ci si arriva a fare questi lavori. Fatto salvo che le strutture di società sportive private in genere vengono finanziate con fondi privati, secondo Sacca sarebbe ora di spendere i fondi pubblici che ci sono per lo sviluppo della città. Questa città ha bisogno di ambiente, casa e lavoro, ambiente, casa e sviluppo. Noi come Consiglio Comunale abbiamo approvato ad esempio una mozione per richiedere il finanziamento della legge speciale. Ora è evidente che Roma darà una parte limitata di fondi per il mantenimento della città e ci sono veramente tante altre necessità per la città di Venezia, dalla residenza al commercio allo sviluppo economico. Nulla a che vedere quindi con il Bosco dello Sport.